Rieccoci, Primus Inter Pares, appuntamento del mercoledì, gruppo TV7, come di consueto siamo in diretta sulla pagina Facebook, ospite il professor Andrea Crisanti, l'avete già sentito, ci sta raccontando delle cose davvero interessantissime. Mi risponde alla domanda del tampone, uno praticamente, visto che parlavamo di tamponi, uno quando deve avere la certezza, perché tanti l'hanno fatto e poi bisogna aspettare anche lì un tempo per andarlo a fare? Ma guardi, in genere se una persona ha accusa dei sintomi e il tampone viene fatto in maniera corretta, in genere se c'ha il virus poi il test lo evidenzia. Subito? Ma guardi, in genere il test è molto sensibile, è chiaro che è molto dipendente dalla persona che lo fa, perché deve essere fatto, c'è una certa manualità il tampone, quindi molti di questi episodi che prima era negativo, poi era positivo e poi era negativo e molto positivo, non dipendono tanto dal processo molecolare che identifica il virus, quanto dalla capacità di prendere il materiale della mucosa. È come se uno facesse un prelievo di sangue male. Ho capito, sì, dunque se è fatto bene il risultato... Se il prelievo è fatto bene, se il virus è presente viene in fuori genere subito. Le persone sintomatiche il virus ci sta sempre. Senta, sempre per del professor Zangrillo, devo leggere un altro passaggio, perché lei inizialmente nel ragionamento ha detto abbiamo sprecato 160 miliardi. Io direi investito. Invece lei dice abbiamo giustamente investito. Però lui dice non serve in questo momento creare terrorismo, anche perché, come sottolineato dal primario appunto del San Raffaele, questo modo di fare può essere più pericoloso del Covid. Allora le faccio questa premessa nel dire, è tutto vero nel ragionamento che fa lei, però è anche vero che bisogna salvaguardare un problema economico. Per salvaguardare le due cose, come possono coesistere per evitare che questa pandemia continui, oppure questo virus continui e nello stesso tempo non sia una pandemia anche economica? Guardi, non so se le ho posto bene la domanda. Guardi, io le rispondo dicendo in maniera molto semplice, non esiste prosperità economica là dove ci sono delle epidemie. Uno dei maggiori ostacoli allo sviluppo economico dei paesi dell'Africa tropicale e subtropicale è la presenza di malattie epidemiche. Se lei guarda l'Italia e guarda proprio la geografia e anche la presenza di case, insediamenti abitativi, vede che là dove ce ne sono meno sono le zone dove c'era la malaria in Italia. Quindi non esiste un progresso e prosperità economica in presenza di malattie epidemiche. Guardi, questo ce lo scordiamo. Certo. Senta, allora, per questo, proprio perché a me mi sta a cuore l'economia, proprio perché a me mi sta a cuore la prosperità di questo paese che adoro, è che mi piacerebbe vederlo senza il virus. Certo, questa è una bella cosa. Senta professore, non lo so, la mettiamo così, però immagini, questo virus l'hanno costruito in laboratorio per fare più morti, per fare più interessi economici, per creare chissà che cosa. È fantascienza o c'è qualcosa che potrebbe essere vero secondo lei? Questo diventa, guardi, è una domanda alla quale non c'è una risposta. Purtroppo, perché è una cosa che non è possibile né dimostrare che sia vero né dimostrare che non sia vero, e quindi purtroppo... Quindi lei non la scarta nemmeno questa ipotesi? No, guardi, non è che non la scarto, non la considero proprio, perché perché dal punto di vista scientifico se una cosa non si può dimostrare che esiste né che non esista, in genere non la considero. Sì, e poi in genere poi non si possono dimostrare cose che non esistono, quindi è proprio un problema di logica. Sì, però quando uno mette in piazza un argomento del genere, magari poi la gente sa, è anche sensibile a tante cose. Vabbè, allora, c'è chi ci crede e chi non ci crede. Affrontiamo il problema da un altro punto di vista. Allora, ci sono due ipotesi, va bene? Il virus è stato isolato, diciamo, in un animale, poi coltivato in laboratorio, va bene? A un certo punto, magari qualche persona inavvertitamente si è infettata e l'ha portato fuori, va bene? Ora è impossibile dimostrare che questo sia accaduto, va bene? Non è possibile. Allora, a questo punto non Però è... anche se fosse così sarebbe involontario. Sarebbe una cosa involontaria, ma certo, una cosa involontaria che non è possibile dimostrare, va bene? Allora, se non è possibile dimostrare, è inutile che ci arroveliamo il cervello. La cosa da chiedersi è invece perché i cinesi hanno mentito, perché non ce l'hanno detto subito, perché molto probabilmente il virus in Cina circolava già da settembre-ottobre. Queste sono le domande che ci dobbiamo porre, non se il virus è uscito o meno da un laboratorio, perché non è indimostrabile.
E secondo lei perché non ce l'hanno detto? Perché pensavano terminasse lì o l'hanno Perché fatto di apposta? nuovo, perché avevano dato priorità all'economia. Io quando sento di dare priorità all'economia mi vengono i brividi perché penso a alle menzogne della Cina e penso ai disastri che sono accaduti Professore, in Lombardia. ci hanno giocato in tanti per un problema economico su Perché, questo virus. perché penso a quella settimana di follia italiana in cui Milano non si fermava, gli aperitivi in piazza perché, che cavolo ne so, Bergamo ripartiva o viceversa, adesso non mi ricordo, che ha coinvolto in maniera corale tutti, scienziati, conduttori televisivi, telegiornali, cioè politici, mentre il virus tranquillamente si diffondeva. Quindi adesso veramente quando sento parlare di priorità economica di fronte alla salute obiettivamente ho una specie di repulsione. Si vede che come lo racconta, che sta dicendo questo. Senta, nelle RSA è stato fatto, nelle case di riposo è stato fatto tutto per bene qui in Veneto? Guardi, non sono nelle condizioni di giudicare anche perché non vorrei che il mio giudizio, in qualche modo il mio pensiero interferisse anche col mio ruolo della Procura di Bergamo, quindi veramente non mi sento di fare nessun commento su questo. Quindi non le chiedo altro, insomma, anche perché poi al di là del commento ovviamente nelle case di riposo è nato praticamente, le tragedie più grandi sono nate proprio nelle Esatto, case di essendo riposo. questo poi oggetto di contenziosi e facendo io parte di un collegio di periti della Procura, non voglio veramente, non voglio avere nessun pregiudizio su questa cosa. Guarda. Certo, adesso le faccio sentire, io ho avuto ospite qui all'inizio della pandemia il professor Palù, le faccio sentire cosa disse, ma guardato così, le faccio sentire cosa disse, perché tra l'altro è una dichiarazione che ha detto che lei è uno sciacallo zanzarologo, che lo trovo un po' esagerata come affermazione, poi se lei vuole contrabbattere lo può fare, però le faccio sentire un passaggio di quella intervista che le ho fatto, praticamente c'è anche la data nel servizio, vediamolo. Allora direi che con 2 casi accertati in Italia e 56 milioni di abitanti il rischio non esiste, che ci sia una trasmissione epidemica, ok? Quindi se uno ha problemi tipo febbre deve fare i normali esami, vedere se è influenza, se è adenovirus, se è Epstein-Barr virus o se è un'infezione batterica. Ecco, io credo che quelli che già stanno affollando i laboratori di microbiologia e virologia sono cinesi di rientro, sono loro preoccupati e devo dire che con molta coscienza alcune famiglie cinesi si sono messe loro in quarantena in casa perché sono state a Wuhan, ma direi insomma se non c'è sintomo non c'è nulla. E se c'è un sintomo di un'infezione respiratoria si possa cercare di tutto tranne che il coronavirus, a meno di non essere stati in Cina o a meno di non avere avuto Ma la psicosi, sa che lei insomma, la psicosi va sfatata con un'adeguata informazione che in parte è quello che state facendo anche voi, no? Cosa ne pensa, professor Crisanti? Questa è la differenza che c'è tra un virologo e una persona che si interessa di sanità pubblica. Cioè mi spieghi meglio, lo faccia capire meglio. Sono 2 prospettive completamente diverse, no? Uno vede il caso singolo e uno vede quello che può capitare in una società. Ecco, però in quel periodo appunto diciamo, il Comitato Scientifico Nazionale, non prendiamo il caso di Palù, tanti raccontavano delle cose, Burioni stesso ha raccontato e abbiamo visto che figura ha fatto televisivamente, anche per un interesse molto probabilmente, e tanti raccontavano, questo non andava un attimino a discapito dell'opinione pubblica io da casa non riuscivo a capire se dovevo comportarmi in una maniera o se dovevo comportarmi in un'altra. Non era meglio magari trovarsi e parlare e avere un'unica idea con tutti, il comitato scientifico, avere un'unità di intenti con tutti? Invece molto probabilmente ha detto lei giustamente, tutti parlavano e tutti hanno creato un po' di confusione. Ma guardi, sicuramente allora, bisogna distinguere le decisioni prese a livello del comitato scientifico ministeriale dal dibattito pubblico che c'è stato, perché sono due cose completamente diverse. Perché all'interno del comitato scientifico ministeriale determinate differenze d'opinione che ci sono state anche abbastanza accese
poi in qualche modo sono state sedimentate, filtrate e si è trovata in qualche modo una sintesi che uno potrà più o meno criticare, più o meno tempestiva, però alla fine noi non sappiamo quello che si sono detti. Certo. In parallelo e invece sui media è avvenuto un dibattito probabilmente con le stesse argomentazioni, soltanto sotto gli occhi di tutti. Ecco, ora, e questo sicuramente ha creato un po' di confusione, però tenga presente una cosa, e le lo stavo dicendo anche prima che iniziassimo questa intervista, che la scienza avanza proprio mettendo in discussione quello che si conosce, altrimenti per definizione rimaniamo sempre incastrati in una serie di conoscenze e non ci sarebbe progresso. Quindi di fatto il fatto che in qualche modo gli scienziati o i ricercatori abbiano opinioni diverse o vedano le cose in modi diversi, io lo penso che sia una cosa positiva. E chiaramente quello che non è stato forse positivo è che molti si sono espressi con linguaggi incomprensibili al pubblico e che tutto quanto è avvenuto di fronte a decine e decine di milioni di italiani. Ecco, questo sicuramente non ci si è resi conto, noi per primi che abbiamo partecipato a questi dibattiti, che forse questa dialettica non era comprensibile o perlomeno non era vista in maniera positiva, ma veniva vista soltanto in maniera negativa, cioè gli scienziati litigano. Guardi, gli scienziati molto spesso sono in disaccordo, ma non necessariamente è negativo. Ecco. No, certo. Io ricordo quando, guardi, faccio un paragone, avevo il mio medico di fiducia, me l'hanno cambiato, io ero molto arrabbiato, però mi ha detto non è tutto male sentire più opinioni, dunque il suo ragionamento non fa una piega. Senta, c'è un farmaco che oggi può cercare di aiutare che questa malattia non abbia una gravità o un aggravamento della malattia stessa? Secondo Guardi, lei? allora, la risposta è in questo momento non c'è un farmaco risolutivo. Dicevano il plasma, dicevano ovviamente... Arriverò al plasma, guardi. In questo momento non c'è un farmaco risolutivo. La FDA credo che abbia approvato il Remdesivir e il cortisone, proprio da altre cose. Ma la ragione fondamentale è questa, che in questi mesi è stato provato di tutto, forse nel modo non appropriato per raggiungere delle conclusioni, nel senso che sono stati dati per usi compassionevoli farmaci, aggirando procedure che invece stabiliscono che determinati farmaci in condizioni sperimentali devono essere dati secondo certe modalità, utilizzando criteri di controllo per verificare se effettivamente dando o non dando il farmaco si fa la differenza. Va bene, ora questo non è avvenuto. La maggior parte di questi rimedi sono stati dati in maniera caotica e purtroppo i dati a disposizione non sono molto utilizzabili, io lo dico sinceramente. Quindi, allora, per quello che riguarda il plasma, allora, sempre la somministrazione di plasma pure ha sofferto di questo approccio, va bene? La differenza con altre terapie è che obiettivamente il plasma ha un razionale, cioè ha un fondamento scientifico molto più solido, nel senso che il principio attivo nel plasma sono gli anticorpi e si sa che gli anticorpi hanno un'azione protettiva contro agenti patogeni. Di nuovo nel plasma non ci sono stati studi per permettere di capire esattamente la differenza che c'è tra dare il plasma e non darlo, sono stati molto limitati, però obiettivamente numerose osservazioni hanno riportato che dopo aver dato il plasma determinati pazienti sono migliorati. Ora uno potrebbe dire, beh vabbè, ma sarebbero migliorati in ogni caso perché non abbiamo l'elemento di confronto. Comunque diciamo che questi episodi sono avvenuti molto frequentemente, tanto da suggerire che probabilmente il plasma possa essere utile. Adesso probabilmente dal plasma si passerà alla purificazione del principio attivo delle immunoglobuline e forse alla produzione di anticorpi sintetici, cioè questi famosi monoclonali, se poi ci saranno, ecco, diciamo che la strada è questa. Però ecco, il plasma non è che è un'invenzione di questa situazione. Il plasma è stato dato per la prima volta per curare malattie infettive nel 1958, mi pare nel 60, se ricordo male. Se ognuno di noi ha avuto un incidente o anche una piccola taglio è andato in ospedale, gli hanno fatto sia l'antitetanica che le immunoglobuline. Le immunoglobuline sono il principio attivo che sta nel plasma fondamentalmente. Senta, il vaccino secondo lei riusciranno rapidamente oppure, io le faccio un esempio, ricordo appunto perché per AIDS hanno trovato
dei farmaci per debellarlo, però il vaccino devono ancora trovarlo, sono passati 20 anni. Qui dicono c'è chi ha investito molto denaro per trovare il vaccino rapidamente, si troverà rapidamente secondo lei oppure anche questo sarà un'utopia? Guardi, lei ha giustamente citato il caso dell'AIDS e dell'HIV e questo ci deve ricordare che non per tutte le malattie è possibile fare un vaccino. Purtroppo lo sviluppo di un vaccino comporta degli studi estremamente complessi. Primo, per verificare che la somministrazione del vaccino non causa effetti collaterali. Poi, per verificare che la somministrazione del vaccino induce una quantità elevata di anticorpi. Poi, per dimostrare che gli anticorpi effettivamente sono protettivi in vitro. E poi, finalmente, per dimostrare che persone vaccinate si infettano meno di persone non vaccinate. Queste 4 fasi sono estremamente complesse, anche perché esistono grandi differenze genetiche nella popolazione, quindi noi dobbiamo dimostrare che il vaccino non causa effetti collaterali indipendentemente dall'età, dal sesso, dalla razza, dalla presenza di malattie in corso e così via. Voglio dire, se uno ha il diabete bisogna dimostrare che anche in caso di diabete non c'ha gli effetti collaterali, se ha una broncopatia ostruttiva lo stesso, quindi c'ha bisogno di una casistica immensa perché in qualche modo deve riflettere tutta quanta la popolazione. Questi sono studi molto complessi, storicamente per fare un vaccino ci vogliono dai 3 ai 5 anni, nei casi più fortunati, e faccio riferimento all'Ebola perché altrimenti ci vogliono 10. Quindi, diciamo, e quindi che cosa succede? Che se ci si affretta si prendono delle scorciatoie e molto spesso queste scorciatoie possono essere anche pericolose. Ecco, quindi io sarei molto più contento se invece di affrettarsi a fare un vaccino e a prendere le scorciatoie, sarei molto più contento se si dicesse le cose come stanno, cioè un vaccino è difficile da fare, è un'operazione estremamente complessa, facciamolo bene. Perfetto, è stato chiaro anche questo. Senta professore, fra poco passa l'estate, arriva l'autunno, arriva l'inverno e arrivano ovviamente le prime influenze. C'è chi si fa il vaccino anti-influenzale, molto probabilmente aumenteranno quest'anno chi farà appunto questo tipo di vaccino, ma lei sa benissimo che tantissimi sono contrari ai vaccini. E quindi cosa succederà questo inverno quando molte persone avranno l'influenza, ci auguriamo di no, e si preoccuperanno è influenza oppure è il Covid? E quindi andranno tutti dal medico di base, andranno tutti. Cosa succederà? E se lei ha una medicina perché ciò non accada, lei ha colto di nuovo un aspetto molto importante, perché sicuramente queste persone vorranno fare il tampone. E allora bisognerebbe dare degli incentivi, fare il tampone se c'hai l'influenza, cioè bisognerebbe in qualche modo, se no te lo paghi, insomma, ecco, bisognerebbe cercare di creare un incentivo, nel senso hai fatto il vaccino per l'influenza, ti facciamo il tampone gratuitamente, se non l'hai fatto lo paghi. Ecco, insomma, una cosa di questo, cioè bisognerebbe, perché poi di fatto se uno avrà una sintomatologia respiratoria, come no se lo vuole fare il tampone, come no se cercherà accesso ai servizi sanitari, ecco. Quindi lei ha trovato una strada davvero interessante, tu fai il vaccino io ti faccio il tampone gratis, non fai il vaccino ti paghi il tampone, è già anche questa una strada da non insomma, bisogna dare un incentivo per fare il vaccino contro l'influenza, perché di fatto, come ha detto bene lei, durante la stagione autunnale e invernale ci saranno molti casi di influenza che dal punto di vista della sintomatologia si sovrappongono a quelli di infezione da Covid e queste persone andranno a ingolfare il sistema sanitario e di controllo. È stato chiarissimo. Andiamo in pubblicità, poi abbiamo l'ultima parte e poi chiudiamo. A tra poco, rimanete con noi. Ma no, mi ha tenuto